Al Morgavi di Genova si sfidano per la 24esima giornata del campionato di promozione Girone A Sampierdarenese e Albissole, rispettivamente quinta e settima, ma distanziate da ben 8 punti. Prima opportunità della gara intorno al 20esimo minuto con Ferrante che controlla sulla sinistra e calcia direttamente in porta, tiro però bloccato da Scatolini. Sampierdarenese ancora pericolosa tra 41esimo e 43esimo con una tripla chance, prima la punizione Cadenasso trova De Simone che però non inquadra lo specchio, poi sempre su palla inattiva Cadenasso trova nuovamente De Simone ma anche questa volta la girata termina fuori, e infine con Ferrante che entra in area e scarica al limite per Fiorucci, la conclusione mancina del numero 11 finisce però larga. In ripartenza gli ospiti sfondano a destra con Diana che mette a sedere De Simone e serve Mancini, è provvidenziale il primo intervento in Pittaluga ma in seguito il pallone termina a Diana che viene steso da De Simone. Per il direttore di gara Magaglio non ci sono dubbi, è penalty. Dagli 11 metri si presenta proprio Diana che è freddissimo, calcia ad incrociare spiazzando Bulgarelli e regalando così il vantaggio agli ospiti. Si conclude proprio così la prima frazione di gioco. La ripresa si apre subito con il pareggio dei Lupi, Sarpa si libera sulla sinistra dopo aver scambiato con Cadenasso e mette in mezzo, il tocco di Ferrante si trasforma in un eccellente assist per Pittaluga che deve solamente spingere in porta. Si tratta così della prima rete stagionale per il giovanissimo classe 2002. La reazione ospite è immediata con Polito che salta due uomini e calcia da posizione defilata, costringendo Bulgarelli a rifugiarsi in corner. E proprio sugli sviluppi del calcio d'angolo l'incornata di Rolandi termina di poco sopra la traversa. Al 50esimo è strepitosa la risposta di Bulgarelli sul colpo di testa insidioso di Diana, al 53esimo invece Costa sfiora l'Eurogol coordinandosi alla grandissima e calciando di controbalzo, la palla finisce di fuori poi. Al 56esimo gli ospiti sfiorano nuovamente il vantaggio con Polito che gira al volo di Mancino, conclusione che sfiora il palo. Al 64esimo l'intervento scordinato di favorito su Pittaluga viene sanzionato con il cartellino giallo e il calcio di rigore dal direttore di gara Magaglio. Dal dischetto si presenta De Simone, il suo rigore termina però fuori, sciupando così per i Lupi la possibilità del vantaggio. Sventato il pericolo, gli ospiti tornano in avanti con la punizione di Mancini che chiama in causa Bulgarelli e sulla ribattuta Ghigliazza serve Polito che segna ma la rete viene annullata per fuorigioco. All'83esimo Porcu inventa con il tacco per Chiarabini che a tu per tu con Scatolini si fa parare il primo tiro e poi perde l'attimo per calciare, finendo così per perdere il pallone. Dopo più di 4 minuti di recupero Magaglio fischia 3 volte, al Morgavi le due squadre si dividono la posta in gioco ed entrambe guadagnano un punto sulla Ceriale sesta che ha perso.